Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione live del nostro audio video giornale. Apriamo subito con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, perché su 6.335 tamponi molecolari sono stati rilevati 345 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,45%. 24.755 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 112 casi. Nella giornata odierna si registrano 9 decessi. Nello specifico, una donna di 95 anni di Ronchi Legionari deceduta in una residenza per anziani, una donna di 93 anni di Trieste deceduta presso il proprio domicilio, un uomo di 92 di Cervignano del Friuli deceduto in ospedale, un uomo di 88 anni di Trieste deceduto in una struttura per anziani, uno di 80 di Pordenone deceduto all'ospedale, un uomo di 79 anni residente nel capoluogo deceduto in ospedale, sempre a Trieste un 77enne deceduto in ospedale, mentre a Spilimbergo è deceduto un uomo di 76 anni al nosocomio e un uomo di 67 anni a Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 24, mentre i pazienti in altri reparti sono 290. E ora cambiamo argomento, parliamo di un incendio, perché i vigili del fuoco al lavoro nella notte all'interno di un appartamento a Codroipo per un principio di incendio sono stati vicini ad allertare i soccorsi. La donna all'interno di 50 anni che viveva da sola si è svegliata in tempo prima che il fumo che stava saturando la camera da letto non la soffocasse. Oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 giunti in ambulanza. La donna non ha mostrato segni di intossicazione e ha rifiutato ricovero in ospedale. All'origine una stufa a legna difettosa. L'abitazione comunque è stata dichiarata agibile. Ed ora cambiamo completamente argomento, parliamo di finanziaria regionale, le dichiarazioni dell'assessore Zilli. Approvato quindi questo assestamento di fine anno, un assestamento che andava compiuto in termini urgenti e soprattutto porta nuove risorse anche per quel che riguarda il settore della casa. Sì, una manovra di fine anno eccezionale perché conta sulla trattazione che c'è stata tra il Presidente Fedriga e il Ministro Franco, che ha portato un vantaggio per le casse della Regione di più 66 milioni per questa fine appunto annualità 2021 e anche che conta su diversi storni ed economie. Noi puntiamo sempre all'ottimizzazione della spesa, quindi abbiamo messo in circolo 117 milioni di euro utili per garantire liquidità, per scorrere graduatorie come il bando prima casa, dove abbiamo dotato questo comparto di 50 milioni di euro, la sanità con i suoi fabbisogni legati soprattutto alla recrudescenza dell'emergenza pandemica per 27 milioni di euro e poi un'attenzione particolare allo sport perché abbiamo garantito i finanziamenti al CONI per poter fare le sanificazioni degli ambienti sportivi dove i nostri ragazzi hanno diritto di continuare ad allenarsi. E questo è uno degli esempi tra i tanti perché abbiamo inserito importanti risorse anche per scorrere una graduatoria sul bando sportivo in occasione sia di investimenti straordinari sugli impianti, sull'impiantistica dei nostri comuni, sia anche per favorire ulteriormente le occasioni di lavoro per chi in ambito culturale e sportivo intende investire. Si tratta di una manovra appunto che è finalizzata a mettere in circolo immediatamente queste risorse. La partita vera è sulla stabilità, dove le commissioni si stanno confrontando e ci sarà l'esame e l'approvazione proprio questa settimana. Un focus molto importante è quello legato alle missioni del PNRR, quindi contro il rischio idrogeologico, contro la sismicità degli edifici pubblici, quindi la sicurezza delle nostre scuole e dei luoghi di aggregazione. Il collega Pizzimenti ha già destinato 27 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici.
Bene, rientriamo dunque in studio, cambiamo completamente argomento e parliamo ancora dell'annoso problema dei mezzi scolastici sotto sequestro, perché c'è stato un nuovo sequestro questa mattina di 5 scuolabus eseguito dalla polizia locale a Codroipo. I mezzi, anche in questo caso, fanno capo alla Tundo, la ditta di Lecce, al centro delle cronache per il mancato rispetto dell'appalto di fornitura del servizio di trasporto scolastico in numerosi comuni della nostra regione, che ha poi portato alla rescissione del contratto. Chiaramente i mezzi, come vedete dalla telefoto, sono stati posti sotto sequestro e la vicenda chiaramente continuerà nelle aule giudiziarie. Con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net.